Silenzio per cortesia, grazie, e si sente la voce dal palco, grazie. Scusate un attimo, grazie, perdonatemi. Aspetta. No, il microfono glielo do perché continuate a parlare. Se state zitti tutti quanti, il microfono non glielo do. C'è dentro, ecco per questo diamo i microfoni, grazie. E come mi sto divertendo in questo Sandwich Village Nice Club Resort. Una settimana solo per imparare il nome. Bagnino! Bagnino, due sedie! E noi guardiamo telefilm americani, Baywatch, quei bei bagnini alti. Chi sarà la bagnarola? Ah. Pasquale? Pasquale? Assunta! Assunta? Ma brucia! Ma tu lo sai, fuori dalla campagna sono Susi. Scordate, tu devi passare il guaio ai extracomunitari, capito no? Cioè? Non vuoi venire? Questo villaggio pure quest'anno mi ha già fatto fame. E che è passato ora? Stai così? Brucia, mamma mia, un gioco aperitivo. Un gioco aperitivo, ne avessi vinto uno di aperitivo. La signora Olga, quella dell'ombrellone a fianco, quella di Udine. Aiatone. 2 settimane, 3 aperitivi ha vinto. Ma con il gioco della mazza? È il più semplice che fanno. L'animatore lascia la mazza e tu la devi prendere con le mani. E che ne sapevi che se la pigliava in mano sta mazza? Mamma mia. Questa è una banda di pazzi. Ma chi? Animatori. Ma sono tutti belli ragazzi. Usiamo i microfoni, grazie. Non vi preoccupate, usiamo i microfoni. Ricordiamoci che è uno spettacolo, quindi al di là di tutto bisogna divertirsi e guardare lo spettacolo. Grazie. Ma l'hai vista Ciccia? È normale Ciccia, sì? È normale secondo te Ciccia? Ma chi è quello che fa l'acqua e gin? No, chi le si fa solo gin, sta telezzizzato tutta armata. Solo gin si fa. Bravi ragazzi, e Briciola? Briciola che dice Briciola? È normale Briciola, sì? No. No? Un animatore che sta fatto tutta la giornata e chiama gli altri drogate, è normale Briciola, sì? Ma quello c'è il capoloro così bravo, una persona seria, Dato. Ah no, dato è normale, pare normale. Dato, ma perché l'hanno chiamata così? Dato? Ah, mo sarà pagata quadrata. Ma c'è ti domanda? Madonna mia, è bello biondo, con gli occhi verdi, muscoloso, con la tartaruga scolpita, quello l'hai visto? Ma io non l'ho già visto. Ma non è che se l'ha mangiato Fabrizio, no? Visto. Ma tu stai sempre distratto a guardare i culi là delle animatrici. I culi? Di quella con Paola. Ma l'hai visto pure Paola, sì? L'hai visto? Oppure di quell'altra Martina. Ma tu l'hai visto con le Martine, scusa? Pure di Trilli. Tu l'hai visto con le Trilli? No. E ma anche l'hai mai visto? Lo tengo culo Trilli. Fammi appoggiare un poco qua. Amo. Sta vibrando. Che è successo? Aspetta, il telefono. Mamma mia. Ho tolto la famiglia per non disturbare in spiaggia. Capito? Aspetta. Oh mamma. Ah, sei piccolino sto telefono. Pronto? Sì, mamma. Agnora, mamma suocera. Sì, mamma tutto suocera. bene qui, tutto bellissimo. Tutto bello, è bellissimo. No, napoletani non ce n'è niente. No, non ce ne sta manco uno, niente. È rimasto sul vascalo. Solo lì sono rimaste, ma no. No,
me non se ne sono accorti No. perché io parlo straniero. Si sente, sì, no? Sì, straniera, ma una settimana che stai in vacanza già parlo straniero. Sì, Sta a Parigi. sì, sì. Il villaggio è direttamente sul mare. 25 minuti ci arriva in spiaggia. E qua va troppo male. Ma... Sì. E che mare, che mare! Che mare, che fogna, una puzza di fogna esagerata, come tu, valga a morire. E poi questo è un villaggio chic, non come gli altri villaggi che per una camera ti danno un ombrellone, una sdraio, una sedia. No. No, qui ti danno due... Che barrella grande, tosto come scemento, la guardarella, va all'ospedale, sta là tutto. E poi se non vuoi andare al mare ci sono due piscine. Oh, Una grande, 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 grande. com'è grande? E una un po' più piccola, si chiama la laguna. E quanta che acqua. Quanta acqua in Quanta quelle acqua. piscine? Acqua solo in le piscine. In camera mancano gocce, come non fanno bidea, ieri mattina sono chiuso nella laguna. È uscito. Sì. Allora, il villaggio, quando andiamo in vacanza. Andiamo. No, e stiamo la mattina in spiaggia, verso Oh. l'1:30, alle 2:15 torniamo al ristorante. Andiamo a ristaccare il Ah, ristorante. mentre andiamo al ristorante si sente un profumo di pane fresco. Il pane fresco, porto banderas tutte le mattine, guarda, Pane incredibile. fresco. E che mangiate? Che mangiate? Che mangiate? Ma che mangiate? La Il dico. mangiare ce lo tiriamo per faccia. E per forza ce lo tiriamo in faccia, fa schifo. Sì. E che scelta? Ogni giorno 2 o 3 primi. E che scelta? Oggi per esempio pasta alla norma. Salsicce con melanzane. Non volevi pasta alla norma, pasta alla romana. Melanzane che salsicce. Non ti piace neanche alla romana e alla francese. E fusille che salsicce boliviane. Non ci manca niente, ma... Non ci manca niente. Salsicce e melanzane quando ne volete. Prima e secondo, carne, pesce, pesce, carne, ecco pesce. E che pesce che sono stato, che sono venuto qua. Mamma mia, che pesce. E il dolce tutte le sere, il dolce. Il dolce, Il dolce. Che collera che lo dolce, che la sottiletti pan di Spagna che hanno giorno da servono che cioccolata, o giorno a presso che panna, o girano solamente. È bellissimo. No, problemi non ce n'è, mamma. E se ce ne Sì. fossero, Se ce ne fossero il direttore è a disposizione. sempre presente. E ovunque, e ovunque. E ovunque, è come lo Spirito Santo, c'è ma non si vede. Pensa che l'altra sera il nostro amico Sergio si è bloccato nella schiena. Ah, ho fatto il gioco, quel torneo di scopone, quel pigliosetta non era, si è scassata le tasche. Siamo andati subito alla reception Subito. e subito hanno allestito una camera. La camera ardente hanno fatto, perché se non era per me che lo portava assoverato in ospedale, morivo in cattiva. Hai capito no? E dopo la sera che abbiamo cenato, bevuto e bevuto, ci trasferiamo tutti quanti alla... No, ma zanzare no, niente. No, il Pasquale che fa Macarena, non ti Macarena. preoccupare. No. Hanno disinvestato. Sì. Dopo la cena andiamo tutti quanti all'auditorium, Guarda di tu. al Partenone, Sta a Grecia, sta. al forum. La parti cazzo tutti insieme. Sì, gli animatori fanno bei spettacoli. Che spettacoli! È che musical. Ecco il musical! Pensa che quando fanno il musical gli animatori, noi ci portiamo i cuscini dalle Perché camere. vediamo su e poi ci addormentiamo, hai capito No, le scale sono un po' scomode. No, Sì. sono bravissimi, sì. No, tutto a posto, ma... Oh! E non li facciamo i balli di gruppo. Ecco vacanze senza i balli di gruppo. Ci vogliono i balli gruppo, sì. No, non li facciamo nell'anfiteatro, ma è troppo grande e dispersivo. No, No, ci trasferiamo tutti all'American Bar. tutte le carità. Sì, Che c'è chic. una grande pedana. 1 metro con 1 metro, 85 persone sopra che ballano i balli gruppo. Tutti insieme. L'altra settimana la figlia di mio cugino che fanno un ballo gruppo alla mezza, una mano nella capessa, una mano nella cintura, un movimento sexy è tornata a casa incinta. Non hai capito? Sì, ci divertiamo. No, Pasquale quest'anno non ha voluto partecipare. Non gli fa niente. L'abbiamo convinto tutti insieme. Pasquale, fai qualcosa. Quella ha cantato una canzone, si è messa a dispetto. Sta già fuori spirito. Ma, ecco brutta figura. Mamma mia. La vuoi sentire? O te la faccio sentire? Aspetta, stai lì. Si chiama Consuelo. C'ha il pelo nero nero, Si chiama Natascia. fra mezzo e cosce te ne lascia.
Si chiama Costanza. C'ha le tette sulla panza, Si chiama Maria. con 20 euro la dà via, Si chiama Federica. è la mia mano amica, Si chiama Teresa. tutta notte te n'ha appesa. Buonasera, grazie.